Favorevoli e contrari, i cittadini sono divisi sulla realizzazione della metro tranvia. A 4 giorni dalla chiusura di una delle carreggiate siamo tornati a vedere cosa ne pensa la gente e soprattutto i commercianti della zona che si dicono penalizzati dalle scelte assunte. Per me va bene, va benissimo. Quindi lei è d'accordo sui lavori della metro tranvia? Sono d'accordissimo. Effettivamente c'era già il tracciato qui, se avevano queste idee c'era un gran lavoro che si era risparmiato, invece in questo caso assolutamente no. Ne avremo dei benefici. Cammineremo tantissimo perché questo qui sarà un parco bellissimo, ho visto i progetti, quindi vado contro tutti perché tutti si lamentano, però come la stessa cosa su Corso Mazzini, Piazza Fere si sono lamentati tutti, però adesso è un bellissimo posto dove tutti quanti la sera andiamo a camminare e a divertirci, quindi perché sempre vedere il lato brutto? Secondo me il sindaco sta facendo una cosa bellissima, sta diventando un paese europeo, come è giusto che sia, poi abbiamo i fondi e noi dobbiamo usufruire, assolutamente sono per i cambiamenti. Poi sapere la perdita e già siamo all'80% di perdita. Fuori ieri ho dovuto andare alla cisterna via perché non c'è andata la merce per scaricare. Al bar rendetevi conto voi. Non passa più nessuno. Noi purtroppo da stamattina se abbiamo fatto 10 caffè sono molti. Io la vedo nera perché così io ho 3 operai. Ma posso tenere un operaio fuori, vedete voi? E da stamattina che cosa? Ci ha licenziato? Sì, per forza. Altre 3 famiglie che se ne vanno a casa. Ma pure noi stessi. Un'attività, se non andrà gente, che vai a fare? Io sono stato uno dei primi firmatari a Corso Mazzini della sua petizione, della sua raccolta firma contro la metro. Io voglio sapere adesso per quale motivo ha cambiato idea. In questo momento non sono d'accordissimo perché io ho aperto da poco, quindi mi sono avviato, però in questo momento non so la fine che faremo. Quindi non sono. I clienti hanno difficoltà a raggiungere? Molta difficoltà perché se prima arrivavano potevano trovare in qualche modo il parcheggio, adesso hanno tanta difficoltà. Io molto probabilmente mi devo spostare di qua perché un cliente che viene da me, non è questione che io pretendo che il cliente venga nel negozio con la macchina, però deve avere almeno la comodità di usufruire la città che anche se si ferma a 200 metri però può venire senza problemi, quindi qui ci ha paralizzato e quindi tutte le attività qui non c'è una persona che è contenta, ma oltre alle attività io vedo che anche le persone che vivono intorno a questa cosa che ha creato vedo che sono tutti quanti scontenti. Il traffico oggi è scorrevole, ma sulle strade alternative la situazione è più complicata. Ecco via Popilia, mentre qui siamo su via 24 maggio. La domanda frequente è cosa accadrà all'apertura delle scuole. Intanto gli operai continuano a transennare e bimbi e padri usufruiscono del verde per passeggiare in bici o portare a spasso i cani.